Visitiamo con questo video 3 antichi luoghi di culto. Sant'Elena di Campegli in comune di Castiglione Chiavarese. San Giovanni Battista a Casarza Ligure. La chiesa vecchia di San Michele a Ruta di Camogli. Iniziamo quindi con Sant'Elena a Castiglione Chiavarese. Il sito religioso risale al IX secolo e prima ancora era esistente in loco un cenobio benedettino. La devozione alla santa si sviluppò infatti nell'anno 842, anno in cui giunsero a Campegli le reliquie dell'imperatrice Elena, morta nell'anno 328, in un luogo non lontano da Roma, dove venne sepolta, in un'urna di porfido sulla via Labicana, all'interno di un mausoleo a forma circolare. Tali insigni reliquie vennero donate al cenobio benedettino da un monaco di nome Teogiso, di ritorno da un pellegrinaggio a Roma e diretto all'abbazia di Hauteville presso Reims, cosa non rara in quei tempi. Altre reliquie della santa sono venerate a Roma, in Araceli, in Laterano, a Lisbona, a Reims, naturalmente a Trier, Regensburg, in Germania. Dell'antico cenobio, scriveva Jacopo Grassi, rimangono soltanto le vestigia e la viva tradizione. La forma e il modo di costruzione di quel che resta di primitivo in quella chiesa mostra data antichissima. Nel 1130 e nel 1143 il pontefice Innocenzo II conferma all'abbazia di San Fruttuoso la chiesa dei santi Giorgio ed Elena di Campegli. Tale località è anche indicata tra i possedimenti della stessa abbazia, dalla bolla del pontefice Alessandro III del 16 marzo 1162. Alla stessa epoca risale l'assegnazione del titolo di parrocchia, in quanto con l'erezione a sede vescovile di Brugnato nel 1133 Campegli venne destinata a quella diocesi. Il luogo in cui sorge la chiesa fu abbandonato alla fine del XVII secolo per una pestilenza ed il popolo iniziò a costruire più in basso, nel 1682, un'altra chiesa che fu dichiarata parrocchiale nel 1686 con il titolo dei santi Rocco e Gaetano. Attiguo alla chiesa di Sant'Elena vi è l'oratorio di San Sebastiano, probabile refettorio dell'antico monastero. La chiesa subì negli anni 1929-30 lavori di restauro che, aggiunti a precedenti disordinati interventi, hanno coperto l'aspetto primitivo dell'edificio, quasi cancellandone la sua gloriosa antichità. Preziosa è anche la presenza di reliquie e dell'insediamento monastico. Sarebbe oltremodo opportuno procedere ad uno studio competente e attento, a riscoprire le primitive sembianze architettoniche, importanti per valorizzare le origini cristiane di questa nostra terra.
trostiamo ora a Casarza Ligure, nell'antica chiesa di San Giovanni Battista. Su un colle dominante la vallata di Casarza, a breve distanza dal centro abitato del capoluogo, sorge la piccola chiesa romanica di San Giovanni Battista di Candiasco. Di questo luogo abbiamo notizie risalenti al 1143. Scrive il Ferretto nei primordi del cristianesimo: la chiesa forse, per la sua antichità, era cadente, per cui Maestro Giovanni da Camezzana, nipote del pontefice Innocenzo IV, il 26 agosto 1268 concorreva con lire 5 per la sua riedificazione. Prima del 1143 le decime della pieve di Santo Stefano del Ponte i Sestri erano divise in 4 parti, tra le quali quella di Candiasco. Quindi la chiesa era preesistente a tale data. Doveva avere una grande importanza se nel cimitero attiguo, oggi scomparso, si portavano a seppellire i morti anche da paesi molto lontani come Valletti. Lo stile della chiesa è romanico, alquanto deturpato da rifacimenti precedenti. Lo stato di conservazione attuale è discreto. L'edificio è orientato con il coro e il presbiterio a levante e la facciata d'ingresso a ponente. La chiesuola custodiva nel passato un prezioso trittico del Barbagelata, ora collocato e custodito nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. La tela raffigura il Battista, l'Arcangelo Gabriele col demone, la lancia e il bilanciere, e Pietro Apostolo con le simboliche chiavi. Sopra al centro una crocifissione, la Madonna adorante il bambino e l'Annunziata. Autore del pregevole quadro è appunto Giovanni Barbagelata. Lo dipinse nel 1499 e lo dedicò il 24 giugno, festa di San Giovanni Battista. Così dalla scritta che si legge ai piedi del trittico: Johannes Barbagelata. I Barbagelata erano oriundi di Barbagelata in Valle Fontanabuona. Nel 1460 si trasferirono a Genova. Giovanni, insigne artefice, come attestano le molteplici commissioni d'opera che eseguì per importanti chiese di Genova, San Lorenzo, Vigne, Carmine, così come di Pera in Costantinopoli, dove risiedeva una colonia genovese. Altre opere del Barbagelata sono in Corsica, allora soggetta alla Repubblica di Genova. Il trittico è collocato in una bellissima cornice dorata gotica, con trafori e torciglietti, intagliata da quel Bancalarius Francesco del Pino di Chiavari a cui il pittore affidava l'esecuzione delle cornici dei suoi politici. Il dipinto ebbe 3 restauri. Il primo verso il 1600, con esito nefasto. Il secondo restauro, eseguito nel 1912 per iniziativa dello Stato, dall'abile mano del professor Alberto Porta, riportò il dipinto agli originali splendori. Il terzo, nel 1975, venne eseguito in 2 anni a cura della Sovrintendenza alle Gallerie e Opere d'Arte della Liguria, a perfetta regola d'arte per mano del professor Martino Berto.
Ci trasferiamo ora a Camogli sulle alture di Ruta. La chiesa, detta vecchia, di San Michele sorge in cresta di Ruta, lungo la strada di dorsale spartiacque tra il golfo di Camogli e quello del Tiguglio, che collega il monte di Portofino alla valle Fontanabona. Lungo il percorso della strada o nelle immediate vicinanze sono situate due stazioni preistoriche del Castellaro di Camogli, databile almeno al V secolo a.C., e del Castellaro di Uscio, risalente all'XI secolo a.C., e vi sono indizi di frequentazione nel Neolitico antico. È stato detto che fra le rovine di questo ospizio fu trovata una lapide funeraria con epigrafe paleocristiana del Beato Giovanni del V secolo, oggi custodita nella chiesa parrocchiale di Ruta, anch'essa intitolata a San Michele Arcangelo. A sinistra, in alto dell'epigrafe, è raffigurato un monogramma costantiniano, raddoppiato con la croce a 7 braccia. Non si hanno notizie certe, né sull'epoca del ritrovamento, né sul luogo, talché potrebbe trattarsi di un reperto locale rinvenuto lungo la via romana di Bana. In prossimità del preesistente ospizio è stata eretta un'edicola.